Buonasera, sono Edi Maria Neri, candidata alle prossime elezioni regionali con la lista Zaia a sostegno del presidente Luca Zaia. La questione in primis e più urgente, che è poi anche quella che ritroviamo proprio nelle prime pagine, la prima pagina del programma elettorale del nostro Presidente, è la lotta alla corruzione e alle mafie, alle organizzazioni criminali che ahimè hanno infestato anche la nostra bellissima, sanissima, tempo economicamente parlando, florida regione. Per cui io partirei da lì, non solo perché è un must nel quale credo da sempre per l'esperienza che mi contraddistingue, per essere oggi anche presidente e assessore all'anticorruzione e alla trasparenza del Comune di Verona e per essere anche vicepresidente nazionale di Avviso Pubblico, la quale è un'associazione nazionale che fa rete tra enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie. Mi piace ricordare questo punto del programma elettorale del presidente Zaia perché il presidente invita anche nelle pagine successive alla prima, invita i consiglieri che saranno eletti ad aderire a titolo personale, quindi questo è bello, non si obbligano mai su certe scelte, al codice etico della buona politica. Questa è una carta di avviso pubblico e vi faccio soltanto un paio di esempi: divieto di clientelismo, no ai cumuli dei mandati politici, ci si deve concentrare bene su una cosa, ovviamente non si accettano denari, soldi, cose varie, insomma quello che fa parte di tutto quello che è proprio il buon gestire la res pubblica. Io in questo mi ritrovo veramente tantissimo e quindi partirei da lì per professionalità mia personale, proprio per sogno, desiderio di fare. Allora, io direi appunto per la legalità, trasparenza, anticorruzione, efficienza, la politica del fare, la lotta alla corruzione e i tagli ai costi della politica. Tengo molto a sottolineare perché è vero, bisogna cominciare, tutti dobbiamo veramente rinunciare a qualcosa e noi politici siamo primi a doverlo fare. Mi batterò per la diffusione proprio tra rappresentanti politici, istituzionali, di proprio questo codice etico di cui parlavo. Sicuramente laddove fossi eletta aderirò, assolutamente, cercherò di coinvolgere altri colleghi. Dopodiché un altro ambito molto importante che ritengo che ormai sia doveroso, già prima del Covid, oggi non possiamo più prescindere, è la semplificazione dei procedimenti amministrativi. Non possiamo andare avanti così perché veramente questo nostro Stato rischia veramente di implodere con sacrificio e di tutte le categorie. Quindi contenimenti dei costi delle aziende. Io non sono un imprenditore, non ho mai fatto attività aziendale imprenditoriale, sono figlia di commercianti però e so benissimo che cosa c'è oggi, soprattutto oggi, dietro ogni attività economica. Quindi abbattimento anche degli oneri burocratici perché è una follia totale, veramente occorrono ogni commerciante oppure anche il semplice libero professionista, un'amica medico che dice sono diventata praticamente un commercialista di me stessa perché devo tenere 46 registri, e lo snellimento delle procedure edilizie, penso che questo sia importante. Poi io savant sans dire l'autonomia e l'indipendenza, insomma noi il referendum già possiamo dire insomma di aver avuto il placet tutti gli elettori del Veneto, e quindi che cosa potremmo chiedere di più a livello proprio di rappresentanza diretta democratica? I veneti lo vogliono, quindi dobbiamo assolutamente attuarla, perché quindi occorre aumentare una libertà decisionale della nostra regione, autonomia a livello legislativo, amministrativo e finanziario. Si può pensare poi anche ad un'indipendenza funzionale, economica, in grado di rafforzare il nostro Veneto. Faccio un banalissimo esempio perché siamo in vista delle aperture delle scuole. Che senso ha aprire le scuole il 14 settembre quando poi il 20, anzi il 19, dovremo appunto sbaraccare tutto per dar modo dei seggi elettorali. Io tra le mie innumerevoli deleghe ho la delega alla programmazione e approvvigionamenti, quindi mi occupo anche di pulizie degli immobili comunali, non vi dico il lavoro già senza la sanificazione, quindi questo ritengo stortura, perché vogliamo decidere noi quando fare iniziare le scuole, vogliamo decidere noi Veneto se accetto i banchetti che arrivano da Arcuri anziché quelli che io ho in magazzino, che ho bellissimi nuovi appena acquistati, perché il Comune di Verona ogni anno destina circa 200.000 euro all'acquisto di banchi scolastici in legno per i nostri bambini. Abbiamo banchetti nuovi in legno regolabili in altezza monoposto 70x70, dobbiamo metterli via in un luogo poi dopo che ci creeremo, perché non è così facile trovarlo, per far spazio ai banchetti 70x50, magari sicuramente non così belli. Questo è assurdo, quindi grida vendetta proprio a cominciare da questo esempio pratico.
Caspita, questa è una bella domanda. Io sono stata richiesta di candidare, il mio partito, sono nella Lega da un anno, mi fa piacere un po', vorrei un po' indicare questo fil rouge che lega un po' la mia vita, insomma, io ho fatto il giudice per tantissimi anni, oltre 20 anni, l'ho fatto a Firenze, l'ho fatto moltissimo a Verona, ho ricoperto anche dei ruoli direttivi molto importanti e questo mi ha sempre dato proprio una gran voglia di fare e mettermi, diciamo, a disposizione per i cittadini a tutti i livelli, perché la giustizia è un servizio pubblico essenziale, ecco, prima ancora che un potere, quello deve essere due piani diversi. E sono entrata in politica perché mi fu richiesto un aiuto all'epoca, una campagna elettorale, faccio l'assessore perché mi è stato richiesto, sono entrata nel partito della Lega perché un anno fa me l'hanno richiesto e oggi mi sono candidata perché mi è stato richiesto. Ovviamente onorata di tutte queste richieste, io non chiedo mai, e questo è il mio grandissimo limite, ma un limite maggiore, non so dire mai di no, e quindi oggi sono qua. Beh, votare Di Maria Neri perché è una persona, diciamo così, onesta innanzitutto, generosa, umana, competente, spero, insomma, almeno per i miei trascorsi, diciamo, di giudice e anche, diciamo, di assessore. Per me oggi si parla di una politica con la P maiuscola, polis a servizio dei cittadini, della città, tutti indifferentemente. Non ho mai fatto distinzioni in questi 3 anni di assessorato tra le associazioni comunali, destra, sinistra, centro, no, tutti quelli meritevoli per me meritano veramente le strade aperte. Quindi la politica della legalità, per quanto ho detto anche prima, e dell'ascolto. Ci tengo molto a sottolinearlo perché penso di essere una persona umana, di saper ascoltare e disponibile. L'ho dimostrato da giudice e penso di averlo dimostrato anche da assessore.